si può dire, benedetti anche da Salvini per un futuro nazionale, Zaia e Brugnaro. Intanto è un asse locale. Quanto forte è quest'asse? È un asse locale che si è dimostrato forte con le ultime elezioni. Zaia, un militante storico della Lega che vince con il 77% in regione, Brugnaro, un civico che però è supportato dalla Lega, che grazie anche alla Lega ha vinto bene, molto bene il primo turno, come mai è successo in Comune Venezia. Credo che la collaborazione fra Comune e Regione possa portare buoni risultati sia per la Regione sia per il Comune, ma per tutti i cittadini del Veneto. Appunto, lista Zaia e lista Brugnaro Fucsia, però intanto quanti leghisti ci sono? La Lega si rafforza. La Lega si rafforza, in Regione porta quasi una quarantina di consiglieri, quindi insomma non c'è di che preoccuparsi. La Lega si rafforza in Comune Venezia, non era mai entrata con 5 consiglieri comunali, 3 assessori e tantissimi consiglieri nelle municipalità. Basti pensare che la media età è 43 anni, quindi da qua ai prossimi anni ci fa ben sperare. Ecco, rispetto invece agli anni precedenti, questi 5 anni futuri, cosa avranno di diverso nei rapporti tra Brugnaro e Lega? Avranno di diverso che la Lega vorrà farsi sentire, la Lega ha una propria identità, una propria storia, le proprie idee da portare avanti, con il sindaco c'è un progetto chiaro, un programma chiaro e penso che noi possiamo dare quel qualcosa in più al sindaco Brugnaro per migliorare la vita dei veneziani. Questo vuol dire avere più assessori, avere, che ne so, pro-sindaci, può darsi che ci siano, o che altro tipo di forme? Bah, vuol dire sicuramente avere una rappresentanza in giunta che attualmente non c'è e non c'è mai stata. Vuol dire avere un rappresentante della Lega come presidente della municipalità di Mestre, 88.000 abitanti, e quindi vuol dire avere più ascolto per i cittadini che possono contare su un partito strutturato come la Lega, che da Venezia fino alla Regione, a Roma, al Parlamento di Roma o anche all'Europarlamento di Bruxelles ha dei rappresentanti e quindi può rendere maggiore e più facile il lavoro sul territorio. A quando dalle idee si passa ai nomi? Credo che nei prossimi giorni insomma, si definiscano i ruoli, si definiscano le posizioni, abbiamo già parlato in maniera generale, adesso credo che nei prossimi giorni concretizzeremo il tutto.